Rieccoci in studio, ora spazio alla lista Forza Italia che sostiene il candidato sindaco Gianluca Posocco. E qui in studio per Forza Italia abbiamo il capolista Paolo Sant'Antonio, buonasera, Buonasera. accompagnato dal candidato sindaco Gianluca Posocco. Buonasera. Anche a lei. Allora, il Forza Italia è una delle tre liste che sostiene il candidato sindaco Posocco e questa sera con loro abbiamo a disposizione 40 minuti. Come sempre da casa potete commentare, inviarci i vostri messaggi al 348 2111 373 via SMS o WhatsApp. Parto da lei, Sant'Antonio, perché Forza Italia ha deciso di sostenere Gianluca Posocco. Qua potrebbe aprirsi una discussione di varie ore, ma cerco di rispondere con una risposta, diciamo, lampo. Sostanzialmente i vertici politici sezionali, provinciali e anche regionali di Forza Italia hanno deciso per una situazione politico-strategica di appoggiare di fatto la lista Tony Darè e Gianluca Posocco sindaco. Quindi è stata una decisione, diciamo, concorde dei vertici del partito e politico-strategica, diciamo. Sì, ecco, quindi non era scontata a Posocco questo appoggio di Forza Italia, anche perché a Vittorio Veneto il centrodestra fino alle passate amministrative è sempre stato unito. Quindi lei questo appoggio ricevuto dal partito forzista come lo ha accolto? Mi fa tanto piacere, li ringrazio perché è un bel supporto e soprattutto hanno creato una lista fatta veramente da professionisti che stimo e quindi mi sento anche da loro una grande energia dovuta anche alla loro lista. Ecco, proprio lei parlava prima dei vertici Sant'Antonio del partito, in un incontro pubblico il coordinatore vittoriese di Forza Italia, Giuseppe Maso, ha dichiarato che voi siete quelli che più hanno creduto e anche rischiato per sostenere Posocco. Perché? Certo, perché, voglio dire, politicamente, diciamo, il centrodestra è sempre stato centrodestra organico, con le tre liste Forza Italia, Lega, diciamo, e Fratelli d'Italia unite. Quindi evidentemente qua a Vittorio Veneto è successo un qualcosa di diverso e quindi, però, voglio dire, adesso io mi fido, ovviamente, sono da Forza Italia in 10 anni, mi fido dei vertici politici del nostro partito, hanno fatto i loro ragionamenti di tipo politico e quindi io continuo, faccio il terzo mandato, mi sono candidato per il terzo mandato, quindi evidentemente sono a disposizione del partito, ma soprattutto sono a disposizione dei cittadini di Vittorio Veneto, sinceramente. Il mio scopo è quello di riuscire con le mie possibilità, di poter, se sarò ovviamente votato e se passerò, ecco, di poter dare il mio supporto, come ho dato in questi 10 anni, per risolvere i molti problemi della città di Vittorio Veneto a piccoli passi, insomma. Ecco, accennava adesso, insomma, lei è consigliere comunale uscente, il presidente del consiglio comunale. E nella squadra di Forza Italia c'è ad esempio un consigliere comunale uscente, poi ci sono volti nuovi, uomini e donne. Ci fa una breve descrizione della squadra di Forza Italia? Allora, faccio una breve descrizione, no? Partendo dal sottoscritto che, come le dicevo, oltre ad essere stato 10 anni in consiglio comunale, io ho avuto un'esperienza di segretario dell'UDC negli anni 2000-2001, dove qua c'era rappresentato anche allora il centrodestra organico con il deputato Luigi D'Agro, con cui sostanzialmente sono cresciuto. Ho fatto 5 anni con Gianluca Posocco in opposizione, i primi 5 anni, e poi ho fatto 5 anni in maggioranza, dove ho ricoperto la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Ci sono volti, c'è un altro consigliere comunale in lista di Forza Italia ed è Gianni Varaschin,
il quale si è ripresentato appunto, prima era con la lista Tony Miato sindaco, questa volta si è ripresentato con la lista di Forza Italia, e poi farei una breve carrellata di tutte le persone che ci sono nella lista, perché insomma vale la pena. Ecco, tutte persone in gamba dal mio punto di vista, tutte persone con una professione, quindi anche ci sono dei commercialisti, degli avvocati, delle persone che lavorano in aziende, quindi tutta gente per bene. Allora, Fabio Antoniazzi, ecco, ci sono 7 donne e 9 uomini, quindi certo garantiamo la parità, no? Che va molto di moda in Europa in questo periodo. Quindi Fabio Antoniazzi, Edi Bacichetta, Stefania Bulgarelli, Mirko Campodall'Orto, Ilenia Dalozzo, Antonio Daros, Piero Denardi, Loris Fava, Tommaso Foiadelli, Monica Pagotto, Gianni Piccin, Eva Pivetta, Stefania Possamai, Graziella Talamini e, ho già detto, Gianni Valaschin. Se poi lei vuole possiamo fare un attimo un excursus sulle varie persone, ma siccome abbiamo poco tempo magari ci concentriamo direttamente sulla... Sì. Allora, Posocco, lei è stato già più volte ospite qui nei nostri studi alla Città che vorrei. Come sta proseguendo questa campagna elettorale? Beh, una campagna elettorale intensa. Adesso siamo arrivati a 2 settimane dal voto, adesso iniziamo veramente a correre ancora di più con degli appuntamenti elettorali importanti. Domani sera incontriamo tutte le associazioni vittoriesi e mercoledì sera apriamo la Cerruti alle 18:30 per far vedere lo stabilimento che era e che poi diventerà, come sapete, ci sarà una nuova attività che darà lavoro a 150 persone e parleremo di futuro del Vittorio Veneto. E poi inizieranno una serie di incontri, la gente ci ascolta, sono contento, ci dà consigli, qualcuno si lamenta per le solite cose, ma bene, sta andando bene. Entriamo un po' nel vivo del programma elettorale. Come ha contribuito Forza Italia al programma elettorale della coalizione a sostegno di Posocco? Ecco, qual è una delle vostre priorità a Sant'Antonio? Beh, diciamo che il lavoro che è stato fatto è stato un lavoro di complesso tra i tre schieramenti, tra le 3 liste, in cui ognuna ha portato un contributo e ovviamente poi si sono messi insieme i contributi di tutte. Le problematiche, cioè le idee che ci sono per Vittorio Veneto, ce ne sono tante, molte. Ecco, dal mio punto di vista e nei programmi generalmente si toccano tantissimi argomenti, no? Che poi magari sono poco concreti. Per quanto riguarda, posso dirlo, noi due che siamo 10 anni all'interno del comune, sappiamo esattamente, almeno dal mio punto di vista, quali sono le cose concrete a cui metter mano. Allora, tipo io ho stilato una serie di 10 punti, no, che sono punti che si intersecano col programma generale. Posso andare a dirli velocemente perché tanto sono dei punti concreti. Uno dei primi punti su cui noi almeno vorremmo mettere mano e far partire è ad esempio il discorso dell'ex Carnielli. Là ci sono stati 5 anni di stallo, per cui dal mio punto di vista io dico, quando parlo con delle persone dell'ex Carnielli, dico sempre basta accenderla, no? Ci sono delle persone da mettere attorno a un tavolo e il compito principale sarà quello del sindaco, speriamo che sia Gianluca, metterle insieme ma anche con delle direttive ben precise. Non si possono mettere insieme le persone e lasciarle, no, giocare. Bisogna metterle insieme dando delle prospettive, delle direttive. Questo è il compito del sindaco e soprattutto, ecco. Ecco, il candidato sindaco cosa ci dice a riguardo? Cioè, effettivamente può il comune agire con forza su una proprietà che è privata? Sì, abbiamo le idee chiare, con Paolo ci siamo confrontati tanto, l'abbiamo detto l'altra sera, eravamo in una riunione insieme, le idee sono chiare per partire con l'ex Carnielli. C'è da trovarsi intorno a un tavolo e come amministrazione, come sindaco, c'è da prendere una decisione.
sappiamo quello che dobbiamo fare e quindi sarà senz'altro un lavoro da fare tra i primi e far partire questo intervento. Mm-hmm. Poi, se non sbaglio, tra i 10 punti c'è anche la questione dell'ospedale, che è un tema caro ai cittadini di Vittorio Veneto. Sì. Allora, proprio sulla questione dell'ospedale, visto che tutti si stanno scatenando sull'ospedale, è palese che in questi ultimi anni l'ospedale è stato depotenziato. Certo, nessuno fa promesse, come ho scritto anche da qualche parte. Nessuno dei politici può fare delle promesse riguardo all'ospedale, porteremo questo reparto, sposteremo quest'altro, perché rischiano di essere degli slogan elettorali. Quello che può fare l'amministrazione comunale è partecipare ai tavoli congiunti con la direzione generale dell'UIS, con la regione, che sono i deputati, no? L'azienda USL, c'è un direttore generale, voglio dire, è la regione che gestisce la US. Sostanzialmente quello che può fare il comune è quello di partecipare ai tavoli congiunti. Cosa vuol dire? Conferenza dei sindaci, partecipare attivamente, andare dal direttore generale, instaurare un certo tipo di rapporto, un tipo di rapporto di scambio di informazioni. Ecco, questo deve fare il sindaco sempre, no? Evitiamo di dire in campagna elettorale, insomma, che si può fare tutto. Questo mi sento di dire riguardo al futuro dell'ospedale, quindi una maggiore incidere in modo più... Sì, guardi, una cosa che mi stavo dimenticando che è molto importante. Quello che noi abbiamo fatto, metto insieme, è, per esempio, il sottoscritto lo ha fatto come presidente del Consiglio Comunale e queste sono le azioni che contano, non altre. Ho invitato il direttore generale al Consiglio Comunale, non so a quanti anni fa risalisse, forse non è mai stato fatto, ho invitato il Consiglio Comunale e il direttore generale ha fatto una relazione su tutto quello che stava o che aveva intenzione di fare sull'ospedale di Vittorio Veneto, dando anche delle prospettive concrete. Adesso non mi ricordo, il reparto il reparto mi sembra di oculistica lo porterò a Vittorio Veneto. Ecco, queste cose qua sono delle cose concrete perché si mette a confronto la direzione dell'US, cioè ente, regione, con l'amministrazione locale, quindi ente locale, e per cui i consiglieri comunali chiedono, il direttore generale si scambia le informazioni e poi evidentemente dovrà tener conto nelle proprie decisioni di quello che farà. Ok. Allora abbiamo sentito da Sant'Antonio tra le priorità ex Carnielli, ospedale, e chiedo a lei Posocco quale altro contributo è arrivato alla coalizione da Forza Italia e che lei ha accolto con favore? Forza Italia abbiamo dialogato tanto, al di là che anche loro riconoscono il problema che bisogna dare una sistemata da un punto di vista del decoro cittadino, ormai lo diciamo tutti, lo dicono tutti, e appunto anche con Paolo, che siamo 10 anni che siamo all'interno del Consiglio Comunale con diversi compiti, lo sappiamo, e mi è molto piaciuto con loro il discorso sull'urbanistica, quindi partendo dalla visione di città, che con loro mi sono trovato veramente bene. Lo ripeto, la visione della città è una città che adesso ha 27.000 abitanti, dobbiamo, con il calo demografico, dobbiamo fare in modo di attirare persone da fuori. Quindi con Forza Italia ho avuto proprio anche l'input, dialogando con loro per estendere il programma, di fare delle operazioni per attirare le giovani coppie. Quindi con loro abbiamo discusso dalla proposta dei 150 euro al mese per 2 anni a chi si trasferisce da Vittorio per le persone sotto i 36 anni, a una visione complessiva di viabilità. La bretellina, tutti d'accordo, da Forza Italia è arrivata la visione del collegamento migliore da Ceneda all'area industriale, che non è solo bretellina, ma tutto il quartiere che si riversa per andare a lavorare in zona industriale ha bisogno di una viabilità migliorativa, e tutta una serie di interventi anche a favore di tutte le attività produttive. Ok, nel frattempo da casa ci arrivano le prime domande. Sant'Antonio, e chiedo a un telespettatore, com'è stata l'esperienza da presidente di consiglio comunale? Ci traccia velocemente un bilancio di questi 5 anni? Positiva, ovviamente. Mi sono
sono rimasto molto contento di questo tipo di esperienza, mi sono anche divertito. Direi che sono partito un po' in salita, nel senso che avevo avuto all'inizio quasi l'impressione che l'opposizione avesse nei miei confronti un po' di un atteggiamento, no? Un po' di confronto pesante. Perché? Perché in passato, dal mio punto di vista, adesso li vedevo come dal punto di vista di un consigliere comunale, i presidenti del Consiglio hanno sempre avuto un ruolo, io lo chiamo di cinghia di trasmissione della Giunta, che non è un ruolo corretto, cioè il sesto assessore aggiunto non è un ruolo corretto. Allora ho cercato, sempre nei limiti, con le mie possibilità di persona e di come sono fatto, eccetera, di tenere un atteggiamento equo nei confronti di maggioranza e minoranza. E alla fine mi sembra di aver, sempre non vorrei essere presuntuoso, di aver raggiunto abbastanza questo tipo di configurazione del Presidente del Consiglio, con la stima anche delle opposizioni. Ecco. Sì, ha avuto dei problemi con qualche consigliere di maggioranza, poi perché appunto era molto super partes. Ho apprezzato il lavoro, questo tipo di lavoro da parte di Paolo. Sì. Ecco, una domanda per lei ora, Posocco, sempre da casa. Sì. Manutenzione ordinaria. Lei ha spesso parlato di attività ovvia, nel recente dibattito l'hanno attaccata dicendo che lei rappresenta la giunta uscente con un disavanzo di cui non ci si deve vantare. Se fosse eletto sindaco, come intende ovviare a questo problema? Partirebbe subito con una campagna per il decoro urbano? In che modo? Sì, nel confronto è stato attaccato, è anche ovvio essere attaccato, non ho neanche reagito perché delle volte non vale la pena. Io cerco di trasmettere una cosa, io penso di aver risolto un problema mio personale in questo caso, nel senso che mi sono affidato a una squadra con le mie 3 liste, una squadra che può lavorare bene. Ciò che, e ho lasciato andare, mi sono allontanato da alcune persone con cui non riuscivo a lavorare bene. Poi uno mi dice perché dovevamo portare avanti delle cose importanti, la palazzina sui sociali, la palazzina di via Galileo Galilei, il piazzone e così, quindi all'interno comunque di una maggioranza si cerca comunque di portare avanti delle cose indispensabili, specialmente per il sociale, pur sapendo che non riesce a portare avanti, causa delle problematiche all'interno della maggioranza, dei lavori come il decoro. Ma adesso sono sereno perché non ho più queste persone con me, sono in un'altra squadra e quindi la risposta che do, sì, sono in grado di farlo perché sono circondato da persone con cui posso portare a termine questi programmi. Ok, e ci arriva proprio in diretta un'altra domanda da Fiorella che dice, riferito anche a quello che lei stava proprio dicendo, vorrei sapere dai candidati come sarà possibile dare fiducia a delle persone che fino a ieri mangiavano nella stessa pentola e adesso si sono divisi. Non è che ci rimettiamo solo noi vittoriesi con le loro liti? Secondo me, se posso rispondere io Paolo, nel sociale abbiamo fatto assolutamente bene, con 2 anni di Covid, lo ricordo, nel sociale non c'è stata una persona tutte le persone ci hanno detto grazie per il lavoro. Nella cultura nessuno può dire niente perché abbiamo lavorato benissimo, nello sport, nelle associazioni, nel bilancio, nel turismo, tutte queste persone che hanno fatto cose importanti per la città, e questo non si può dire nulla su questi settori, sono in squadra con me. Sant'Antonio, proseguiamo un attimo nei 10 punti che lei ci teneva. Sì. Un altro tema caro a Forza Italia qual è? Qua ce ne sono tanti, ma posso dire, ad esempio, avendo bazzicato per i corridoi del municipio, allora mi sono accorto molte volte che c'è un po' di aria pesante, stanchezza, no? Aria stantia. Allora, il mio punto di vista è che all'interno, e ho potuto constatare con mano, che ci sono delle professionalità. Io lavoro in un'azienda privata, quindi voglio dire, venendo nel pubblico c'è sempre questa alea, no, di incertezza devo dire che ho trovato delle professionalità ottime in comune, solamente un po' forse stanche. Allora,
proponevo, nelle aziende private ogni 6 mesi c'è una ristrutturazione, adesso non dico che bisogna arrivare a un giro di poltrone ogni 6 mesi, però ogni tanto quando nelle aziende c'è stanchezza, non si fanno i risultati, per 1000 motivi, perché il mercato varia, perché abbiamo degli interlocutori diversi, perché non farlo anche nelle aziende pubbliche? Il personale è di prima qualità, questo ve lo garantisco perché ci ho lavorato direttamente con dirigenti, funzionari, impiegati e sono di altissima qualità, solamente che probabilmente c'è da riassettare un po' il personale. Ecco, questa è una cosa che se io fossi l'assessore al personale, no, non lo sarò, ma in un ipotetico sogno, no? Sì. Ecco, sarebbe una cosa secondo me da lavorare sopra, da lavorarci sopra. Vedo che fa cenno di sì Posocco con la testa, quindi un input insomma che avete recepito. E poi da casa ci arriva una domanda sul tema della sicurezza. Dice in questo frangente, questo telespettatore dice che gli altri candidati hanno parlato di pochi vigili in giro. Cosa ne pensate voi? È solo una questione di persone, chiede quindi di sorveglianza, o servono anche le telecamere? Intanto da cosa stamattina proprio sono andato dal comandante dei vigili. Un altro fattore che teniamo meno in considerazione è l'aumento esponenziale della burocrazia per le forze dell'ordine in generale. Parlavo proprio col comandante, mentre fino a 10 anni fa bastava un vigile per, diciamo, la burocrazia, adesso ci tocca mettere 3 o 4 vigili per portare avanti tutte, diciamo, le carte. Questa è una cosa da tenere in considerazione a più ampio spettro, cioè è un problema che riguarda tutti i comuni, però l'aumento esponenziale della burocrazia è un fattore di cui bisogna tener conto, al di là che poi c'è il sottorganico, al di là di tutte queste cose, e senz'altro le telecamere, il piano telecamere da 700.000 euro aiuta a dare una mano alle forze dell'ordine, poi ci vuole anche tanto altro, insomma. Certo, Posso prego. aggiungere una cosa? Cioè io non voglio fare il mestiere degli altri, cioè del comandante dei vigili sicuramente, e lo sa fare bene. In aggiunta a quello che dice il collega Posocco, forse ci dovrebbe essere una presenza maggiore dei vigili sul territorio, dal mio punto di vista. Guarda, lo dico io che sono il figlio di un vigile urbano. Io mi ricordo che mio padre partiva in bicicletta e camminava a piedi in giro per il centro, eccetera. Allora, la presenza istituzionale di una persona in divisa è un deterrente a 1000 cose. Allora, forse, ecco, però lascio poi al comandante, certo mi rendo conto, no, della difficoltà con poco personale, della burocrazia che aumenta. Un giorno mi trovavo col comandante, no, mentre c'era una persona da identificare, eccetera, insomma in 4 vigili hanno perso mezz'ora, una volta non succedevano queste cose qua, evidentemente sta prendendo molto tempo anche loro, però una maggior presenza di vigili sulla strada, dico io, e meno in automobile sarebbe auspicabile, ecco. Ok. Proseguendo, altre priorità per Forza Italia? Allora, sì, ad esempio, uno dei punti, allora, ecco, che mi sta particolarmente a cuore come seravallese, e qua parliamo di turismo forse, è che anche questa è una cosa concreta e realizzabile, è magari finalmente la rimessa a punto del sentiero di Sant'Augusta. È uno dei luoghi più splendidi che abbiamo in città, viene gente da tutte le parti, no? Da Venezia, eccetera. Io tra l'altro sono un camminatore come lo è Gianluca, troviamo gente di tutti i tipi in giro per le nostre colline. Ecco, un sentiero di Sant'Augusta, oltre che essere importante anche da un punto di vista di significato per noi cittadini di Vittorio, seravallesi, che è un punto di riferimento spirituale, ma rimettere il sentiero a posto potrebbe essere veramente una forte attrattiva per la città di Vittorio Veneto. Ecco, questo è una cosa che... Sì, quindi qualora, insomma, mi pare di capire, insomma, sia
Ovvio che in caso di elezione il sarà uno dei temi su cui io mi batterò. Ecco, Sì, porterà tra l'altro- avanti quanto l'amministrazione miatta uscente ha Tra l'altro avviato. con Paolo ci siamo battuti, sì, non è una promessa solo elettorale, ci siamo battuti nell'ultimo periodo proprio per, mi ricordo, nelle nostre riunioni anche di maggioranza, sottolineare il fatto che ci sono decine di migliaia di persone che vanno a Sant'Augusta tutti gli anni, veramente c'è tanta gente e palesemente in degrado quel percorso. Avevamo trovato anche Ci siamo arrivati molto vicini. Dai. siamo arrivati molto vicini, con l'ultimo consiglio comunale non ce l'abbiamo fatta perché non avevamo più la maggioranza, quindi ci avrebbero votato contro, altrimenti sarebbero già in bilancio i soldini. Soldi. Sì. Sì, allora, guardi dottoressa, di questo argomento apre anche un altro argomento che è quello del decoro urbano, perché molte volte nelle mie camminate ho trovato Sant'Augusta non messa proprio bene. Allora, il decoro urbano è proprio uno di quei referati a cui, cioè, che io ho spinto perché fossero fatti, diciamo, all'inizio di questa consigliatura, e il sindaco mi è venuto dietro ponendo all'interno del referato di lavori pubblici anche il referato del decoro urbano. Col decoro urbano si intende anche la segnaletica stradale, orizzontale, Sì. verticale e tutto quello che ci va dietro. Cioè, sicuramente Vittorio Veneto ha la necessità di un remake, un maquillage su tutta la città, indistintamente, perché veramente questo è uno dei... Quindi dice si è fatto poco in questi anni? Diciamo che posso anche dire tranquillamente non come avrei voluto io. Ecco. D'accordo. Lei ha anche espresso chiaramente, Sì. sì. Assieme ai consiglieri Gomiero quella volta e certo, Varaschin, certo, ci sei certo. espresso come doveva Assolutamente. esprimersi. Assolutamente, giustamente Sì. il vice sindaco Posocco mi ricorda che il sottoscritto ai tempi ha votato una mozione proposta dalla Baliana in cui insomma si faceva riferimento al decoro urbano che doveva essere un po' di più insomma incentivato, Sì. e io l'ho votata insieme al consigliere Varaschin e al consigliere Gomiero. Certo. Ci sono arrivate altre domande per il candidato Posocco. È normale, chiedono da casa 2 settimane dalle elezioni, la proliferazione di cantieri? Non si poteva fare qualcosa più nei mesi scorsi? E sempre sullo stesso argomento, possibile che solo oggi si stiano sistemando e pulendo le fontane? Non si poteva fare prima? Ha ragione, ha perfettamente ragione. Cioè, veramente, l'ho detto, l'ho ridetto, ho cercato di non fare polemiche su questo fronte, però ricordo bene, mi hanno detto, i 9 milioni l'altra sera al confronto, i 9 milioni la fermi. Sì, sono 9 milioni con tutti i lavori assegnati. Cioè, non sono 9 milioni fermi là, no, sono 9 milioni che hanno nome e cognome dei lavori da fare. Nel 2023 c'erano i famosi 50.000 euro per la pulizia delle fontane, se voi andate a controllare il bilancio sono andati in avanzo e quindi poi abbiamo dovuto ripresentarli. Quindi sì, questo telespettatore ha ragione, ripeto sempre, è una questione di organizzazione e programmazione delle cose. Ci sono un sacco di lavori finanziati che il prossimo sindaco si troverà da fare per poter partire, purtroppo non abbiamo avuto la capacità di farli partire. Uno dei motivi per cui comunque io ho preso un'altra strada. Certo. Prego. No, voleva proseguire no, nelle priorità? Su questo no, sto vedendo che ci sono 2 argomenti importanti sentiamo. che sono gli opposti della città, Cioè? nord e sud, cioè Serravalle e Ceneda. Beh, questi sono elementi anche qua, problemi di Serravalle Sì. e il problema di Ceneda. Se poi aveva delle domande specifiche da fare, Sì. mi No, fermo. prego. Vuole Sì, Serravalle e Ceneda. Ecco, Serravalle. Tanto vediamo delle immagini, ecco, della piazza. Serravalle bisognerà in qualche modo, dal mio punto di vista, ma qua poi lascio la parola al vice sindaco, che bisognerà in qualche modo valorizzare Serravalle. Quindi è stato fatto un'opera dopo 60 anni, un'opera eccezionale, cioè l'opera del traforo.
e mi vedo ancora passare gli autobus, no, di linea che non devono passare per Serravalle, no, per raccogliere del pubblico, dei clienti, ma solamente transitare per Serravalle. Allora, bisognerebbe in qualche modo, perlomeno iniziando a farli passare per il traforo e quindi scaricare Serravalle da questo traffico inutile, dico io, degli autobus e così via. E poi veniamo al discorso della Serravalle turistica, dove mi sembra di aver capito, in concerto con ovviamente le attività commerciali, si possono tentare delle valorizzazioni di Serravalle, tipo con sabati, domeniche, manifestazioni ad hoc, che non significa essere tutto l'anno, Sì. ma provando step by step, passo dopo passo, di volta in volta. Se la cosa funziona, beh, ci sarà, voglio dire, no, sarà un circolo virtuoso e tutti faranno sì che Serravalle magari si chiuda un po' di più. Se la cosa non funziona, vabbè, rimarremo con le feste ad hoc. Ecco, questo penso. Quartiere di Ceneva, anche qua il quartiere di Ceneda in qualche modo va riavvicinato al centro della città, cioè va riportato all'interno della città. E quindi qua qualcosa bisognerà fare. Lo dice anche in chiave viabilistica, cioè mettere mano Qualcosa bisognerà fare ai perché sensi unici che ci sono e che i cenedesi dicono, insomma, non sempre è facile raggiungere il nostro quartiere. Infatti la Ceneda sembra staccata dalla città, quindi con la valorizzazione, io dico, della biblioteca, perché che servirà anche, voglio dire, per i giovani, no? La biblioteca è importante, doveva essere ampliata, deve essere ampliata e magari con nuovi tipi di servizi, nuovi tipi di tecnologie, cioè perché sia fruibile a gente, no, con un altro tipo di approccio, non l'approccio tradizionale. Quindi bisogna che ci sia fatto qualcosa per la biblioteca, bisogna che sia fatto qualcosa per la viabilità, per avvicinare Ceneda alla città. Sì, so che ce le ha già anche illustrate il candidato Posocco, delle azioni che lui intende fare fin dal principio per Ceneda. Sì. Poi mi piace anche questo atteggiamento del candidato consigliere, cioè innovazione, guardare oltre, guardare avanti, cioè non fermarsi. Quindi questo è un atteggiamento che mi piace, che è da confronto, insomma, partendo dalla base che la biblioteca la amplieremo lì e sarà uno dei primi lavori che andremo a fare. Arriva una domanda, chiede: qualora non doveste arrivare al ballottaggio, come vi comporterete? Ecco, è difficile da dire, ma la politica è l'arte no, del possibile, delle cose possibili, quindi mai dire mai, vedremo nel momento opportuno cosa fare. Certo, a me piacerebbe, voglio dire, riuscire un po' sempre a fare qualcosa per la città, quindi riuscire a fare qualcosa per poter esserci alla gestione, poi vediamo come si svolgeranno le danze, insomma. Sì, poi io l'ho detto, un'altra cosa da tenere in considerazione eventualmente è anche a vedere, e su questo ci tengo perché mi dicono, a vedere la qualità dei consiglieri che sono stati eletti, che sono possibilmente che verranno eletti nelle altre due candidati sindaco, perché insomma ci vuole anche sapere come fare a amministrare una città, insomma, al di là di alzare la mano, perché se alzi solo la mano, stai da 5 anni a alzare la mano, non servi all'amministrazione comunale. Quindi insomma il primo obiettivo è arrivare al ballottaggio sì, poi si vedrà, perché insomma ci sono 1000 condizioni poi che si intersecano. Certo. La politica è l'arte dell'impossibile. Sì. C'è qualche iniziativa che Forza Italia organizza nei prossimi giorni per farsi conoscere? So che c'era già stato un incontro pubblico con il coordinatore regionale Tosi. Sì. Diciamo, c'è stato l'incontro con il coordinatore regionale Tosi, poi noi punteremo sull'evento che farà la coalizione mercoledì prossimo, dopodomani. Parteciperemo a quell'evento e in quell'occasione
insomma ci presenteremo anche, ecco. Ecco, mancano ancora 5 minuti, Flash, Forza Italia, cosa ne pensa dei tanti contenitori vuoti che ci sono nella città? Là ce lo dà, visto questo incontro che si farà all'ex lanificio Cerruti, che risorgerà insomma a nuova vita con un'altra attività imprenditoriale. Ce ne sono tanti vuoti, pubblici, Villa Papadopoli, ex Maffil, ce ne sono di privati? Sì, è difficile. Allora, adesso, personalmente io ho il mio pensiero, allora, piuttosto ma questo è il mio pensiero, non è di Forza Italia, quindi non vorrei prendermi. Allora, io personalmente, piuttosto che avere un contenitore vuoto, lo darei a poche lire a qualsiasi persona che voglia metterlo a posto, cioè lo regalerei. Piuttosto che vedere una roba che cade a pezzi, perché ci sono anche tanti soldi da investire in questi edifici che sono vecchi, tutelati da soprintendenza, per cui piuttosto di non essere in grado di mettere a posto le cose, io personalmente li darei in dono. Certo. A proposito di anziani, sociale, che so essere un tema caro di una delle liste del candidato sindaco Posocco che abbiamo già avuto ospite, Forza Italia. Allora, questo è uno dei punti che ho inserito anch'io all'interno, cioè ampliare l'impegno dei servizi sociali verso il mondo giovanile, in cui aumentano gli ambiti di disagio. Vediamo tutti, no, cosa sta succedendo. Ad esempio, no, il quadrilatero, ste mini bande e così via, no? Quindi si vede che ci sono dei disagi che stanno intervenendo. D'altro canto, dico io, piuttosto che, e quindi sono fenomeni che vanno in qualche modo analizzati, e chi è che può analizzare questi fenomeni se non il Dipartimento degli assistenti sociali? Quindi sicuramente magari un po' di più appoggio o potenziamento al Dipartimento dei servizi sociali, dal mio punto di vista andrebbe studiato, andrebbe fatto. Ok. Posocco, ci arriva da casa una domanda: cultura, eventi. Il 2023, come avete rimarcato, ha portato tanti eventi, ma cosa vorresti aggiungere per implementare l'offerta turistica ai visitatori? Eventi tanti, adesso so che si partirà con la valorizzazione della figura di Lorenzo da Ponte e questo creerà un evento che partirà credo con fine estate autunno, ma un evento internazionale che porterà a Vittorio Veneto tante persone da tutto il mondo. Quindi la valorizzazione di Lorenzo da Ponte è una strada che dobbiamo intraprendere e che secondo me è una di quelle che, assieme al concorso internazionale del violino, assieme anche comunque al corale che si è concluso ieri, che va bene, sono 3 eventi culturali veramente, veramente di spicco, oltre a tutti poi gli eventi che stanno partendo, ma anche più piccoli, anche la stessa valorizzazione che stanno facendo i Villa Croce, con gli eventi di presentazione per le famiglie che sono partiti 2 anni fa e di cui frutti adesso ce ne stiamo raccogliendo, sì. E per chiudere, sono le 22:09, chiedo a lei, Sant'Antonio, perché l'8 e il 9 giugno votare per Forza Italia e quindi a sostegno del candidato sindaco Posocco? Forza Italia penso che si sia impegnata molto in questi 10 anni in Consiglio Comunale per portare avanti, prima in opposizione i primi 5 anni e poi in maggioranza, il governo della città. Penso che una decina d'anni di esperienza all'interno della macchina comunale, che è complessa, sia uno degli elementi distintivi che possa far propendere un elettore per votare per un candidato piuttosto che un altro. Allora, ci sono tantissimi candidati in queste 210, candidati. Penso che gli elettori siano veramente, non sappiano, ecco, dal mio punto di vista un numero così alto di candidati è fuorviante molte volte, e quindi io direi agli elettori di vedere
e di puntare sull'esperienza delle persone che insomma hanno investito tempo della loro vita per conoscere i meccanismi comunali e sicuramente partiranno molto più velocemente di altri che devono iniziare. Ecco. Grazie, abbiamo terminato il tempo a disposizione, sono le 22:10, grazie quindi a Paolo Sant'Antonio, capolista di Forza Italia, e al candidato sindaco Gianluca Posocco. Grazie a voi, buonasera. Vi ricordo in chiusura il prossimo appuntamento con la città che vorrei, che è giovedì 30 maggio alle ore 21. Avremo 3 liste. Inizieremo alle 21 con Rinascita Civica Partecipare Vittorio, con in studio Alessandro De Bastiani e Barbara Frassinelli, a seguire alle 21:30 Fratelli d'Italia con Thomas Toffoli e Fabio Denardi, e chiuderemo alle 22 con Rete Civica per Vittorio Veneto con la candidata sindaca Luisa Camatta e Mauro Della Coletta. È tutto, ringrazio come sempre Federico Campodall'Orto alla regia e ci rivediamo giovedì alle 21. Buonanotte.